Allora, cosa mi ha influenzato di più? È molto difficile. Direi innanzitutto ciò che ho vissuto negli anni dell'infanzia, dai 5 ai 12 anni, il corso musicale delle scuole medie, la musica ascoltata da piccolo grazie a mio padre, le poesie lette, e poi vorrei citare, forse un film, il primo momento in cui ho visto un film al cinema, un film diciamo da grandi, è stato Un mondo perfetto di Clint Eastwood con Kevin Costner. Mi ha fatto capire la potenza in qualche modo della narrazione, il dramma, la poesia, tutto in un'unica occasione. Per quanto riguarda poi la letteratura, ho letto, penso tanto, quindi più che altro all'inizio è stato ciò che ho letto più che ciò che ho visto. Per citare un racconto, Sono i morti di Joyce, i racconti poi di Carver, e in generale poi diciamo che tante cose, da Spielberg da bimbo sino a Bergman da adulto, passando poi per il cinema di Derek Cianfrance per esempio, come un tuono, un film che mi ha segnato molto, forse per il discorso della paternità. Sì, quindi direi che queste sono state alcune delle mie influenze, ne potrei citare tantissimi registi ovviamente e scrittori, ma sarei molto lungo. Quindi direi questo, dai, come risposta istintiva.